Buongiorno a tutti ragazzi, ancora scosse di terremoto, stavolta è toccata giustamente alla costa romagnola, quindi diciamo che stamattina alle 10:51 c'è stata una scossa di magnitudo di 2,8 registrata giustamente dall'NGV al largo della costa romagnola, quindi tra Ravenna, Forlì, Rimini e Cesena. La profondità è di 30 km, nonostante la profondità sia un pochino, diciamo, non tanto, però non poco, è stata avvertita nettamente da cittadini e turisti, ma non ci sarebbero almeno per il momento, danni a contagi che stanno sui social network, Facebook, Twitter, Instagram. Quindi diciamo che la scossa è stata registrata al largo della costa, quindi come ho detto Ravenna, Rimini, Forlì e Cesena, stamattina alle 10:51, oggi sabato 24 agosto, quindi l'epicentro in mare a circa più o meno 45 km a nord-est di Rimini. È stato, come ho detto, avvertito nettamente dai cittadini e dai tanti turisti che stanno godendo, diciamo, degli ultimi giorni di vacanza. Per il momento, come ho detto ragazzi, non si segnalano, perlomeno per le notizie che abbiamo ora, danni a cose o persone. Tanta paura lo testimoniano i tanti messaggi che sono apparsi sui social network, quindi non è la prima volta che comunque si verifica un evento simile in Emilia Romagna. Anche già il 17 agosto scorso una scossa aveva stata epicentro a Premencuore in provincia di Forlì. Se vi ricordate, già aveva fatto questo video, quindi diciamo già la settimana scorsa c'era stata una scossa in questa, diciamo, regione. Quindi il 23 agosto c'era stata sempre ad Emilia Romagna, quindi a Parma, di 3,9, quindi diciamo che negli ultimi 2 o 3 giorni, diciamo ragazzi, ci sono state 3 scosse più o meno, quindi una è 17, una è 23 che era ieri, un'altra oggi, quindi diciamo che sta ballando un poco Emilia Romagna, però fortunatamente non ci sono danni, almeno per quello che si sa fino a mo'. Però erano le 11, credo che se c'erano qualche cosa già penso che ci stava qualche segnalazione o qualche cosa, quindi sui social network non ci sta nulla a parte i messaggi di paura e di cosa, quindi non credo che ci sia qualche cosa, diciamo, che sia accaduto, diciamo. Credo che stiano tutti bene. Se sarà necessario farò un aggiornamento, ma credo che non ci sia bisogno. Quindi ragazzi vi auguro un buon proseguimento e ci sentiamo più tardi. Ciao a tutti.